Guarda, guarda il Cristo che indica e giudica la galleria lunga 4 km. Ok, mi era moruto, come dice Attila, il mio sistema di carico. Io ho fatto questo giochetto qui. Ho preso il filtro, questo lo trovai su Amazon all'inizio, quello per la filettatura, il quale è maschio. Qua gli ho attaccato una femmina con una gomma, fascetta. Questo è il filtro per l'idropulitrice che finisce con maschio. Qui invece c'è un attacco particolare, per questo ho usato gomma e fascetta metallica, e dopo basta, è semplicemente la gomma. È sempre bella la Valsellina, ragazzo, sempre bella. Guarda com'è bella e rilassante. Io la prima volta la feci, per far sempre dire caca, veramente ogni volta che dico la feci in moto, e rimasi quasi a piedi di benzina quella volta, perché c'è un distributore in fondo ma è chiuso da una vita, quindi attento poi se prosegui verso queste direzioni qua, perché tra un distributore e l'altro, ma questo vale insomma un po' in tutte le montagne, che tra un distributore e l'altro c'è una enorme distanza. Poi dopo il lago di Barcis di direzione Cimolais, nella sinistra c'è una discesa che adesso non mi ricordo dov'è, per andare un po' isolati lì nei sassi. Non so che senso ha, ci eravamo andati una volta e dopo si è andati praticamente subito via, perché giustamente ti svanghi i coglioni. Però sai, io tra virgolette prendo sempre un po' in giro le cagate della van life, ma in realtà ci sono cose anche vere ed importanti, perché se uno poverino fa una vita molto stressante d'ufficio, sempre a contatto con il pubblico, e ripeto, poretto, fa una vita veramente molto stressante, è ovvio che andarsi a isolare col camper in mezzo al niente è una cosa bellissima, è ovvio. Per me non è assolutamente bello, perché ringraziando me stesso la mia vita è tutt'altro che stressante e è piena di cose belle, insomma, ecco, e quindi non ho il desiderio di sfuggire da nulla, di isolarmi, di difendermi da nulla. Vivo benissimo in mezzo a qualsiasi situazione di marasma. Questo per dire che magari anche per te è così, quindi occhio a seguire le mode, andare a isolarsi, andare in tail wild, eccetera, perché poi magari ti scazzi, hai capito? Dici, boh, sto qua e cosa faccio? E io lo so io cosa fai, lo so benissimo cosa fai. Stai tutto il giorno su YouTube e Facebook, perché ti vedo, porca troia, che fai così. Vedo nel senso che vedo dentro l'essere umano, ne conosco l'anima, ossia ne conosco la psiche più profonda. È la stessa che abbiamo tutti, poi come ti ho già premesso varia da contesto a contesto, ma varia nel senso che si adatta a contesto e contesto, non è che varia nel senso che è diversa, sostanzialmente non è diversa. Come dico sempre, però sono discorsi molto complessi nel senso di articolati, che vengono influenzati da molteplici fattori, quindi non si può racchiudere tutto in una formula, o come si usava a dire una volta, non si può far di tutta l'erba un fascio, hai capito? Certo, la frittura veloce può essere un buon metodo di cottura, addirittura sano, per quanto certi possano non crederci, ma può andare bene magari per le patate, ma di certo non va bene per il tiramisù. Quanto che mi piace fare gli esempi, cioè con gli esempi tu spieghi cose inarrivabili, o perlomeno sei molto più facilitato a spiegarle. Può essere simpatica anche la strada, seppure sia una strada vera e propria, non sia una ciclabile, la strada qua della Valsellina che ti porta da Barcis a Cimolais, che è dove stiamo andando. L'ha fatta in bici completa i nostri amici brugini, che li vedrai domani. Però ragazzi, mi permetto di dare due consigli. So che è fastidiosissimo pagare l'area camper più di un campeggio, perché costa più di un campeggio, però io ti consiglio, se fai un giro in bici, di fare sempre all'inizio la salita e poi al ritorno la discesa, perché altrimenti ti sfianchi e togli la bellezza del giro, perché è un po' una metafora di vita, no, questa cosa, perché all'inizio tu, a parte che sei carico, ma comunque all'inizio tu stai cercando qualcosa, ossia hai una motivazione che dà fuoco al tuo motore, che ti fa andare avanti. La motivazione è arrivare in un posto, ok? E quindi lo fai volentieri del pedalare in salita. Al ritorno questa motivazione non c'è più, perché la strada l'hai già fatta, hai capito? Per di più, contemporaneamente sei anche stanco dalla fatica che hai speso per fare la strada dell'andata, e pertanto diventa veramente seriamente impegnativo poi fare il ritorno in salita.
attenzione, ripeto, questa può essere anche una bella metafora di vita. Qui ragazzo mio siamo a Cloud, che è il paese che più mi ricorda il nostro vecchio amico Andrea Spinelli. Ti consiglio vivamente di cercare su Google chi è, la sua storia e i suoi libri. Come mi diceva spesso lui dietro alle quinte, o forse avevamo anche ripreso in un video, lui aveva questo brutto male, era un po' tra virgolette, non era conosciuto, famoso solo per quello, ma però era conosciuto per il fatto che questo brutto male importante durava da tanto tempo, che era una cosa scientificamente impossibile. Lui mi raccontava del fatto che, sapendo di avere, passami i termini perché insomma sto anche guidando, non posso concentrarmi più di tanto, sapendo di avere le ore contate, i giorni contati, viveva la vita in maniera diversa, ok? Quindi ha notato, ha scoperto che era molto più, come si dice, altruista nei confronti del prossimo, viveva e godeva di questo altruismo, di questo attaccarsi alla società, ok? Quindi il contrario di quella merda di misantropia che va di moda adesso con la van life. E siamo un po' sulla falsariga di quello che io ti dico sempre, per carità, io lo dicevano in tantissimi: pensa alla morte ragazzo, pensa alla morte dei tuoi amici, del tuo cane, dei tuoi familiari, la morte tua, e vedrai che vivi tutto e tutti in tutt'altra maniera. Però devi pensarci quasi quotidianamente. È lì che nascono le scelte, quelle belle. Cioè, tipo, io la moto non la volevo, non l'avrei presa, mi sono ricordato che dovevo morire e l'ho presa, poi mi sono ricordato un'altra volta che dovevo morire e l'ho cambiata, Dio caro, cioè, capisci? È importante sta roba, quindi segui sempre il suo esempio e quello di tanti altri, che è il pensare alla fine dei giorni per godere al meglio quelli che abbiamo a disposizione, che altrimenti è questa la morte ragazzo, fidati, la morte è la monotonia, la morte è il niente, la morte è il vuoto, quella è la morte. Eccomi qua in uno dei miei posti per la van life preferiti, dove quando ho bisogno di concentrazione per lavorare non è neanche male. Adesso mi butto con la finestra al lavoro che guarda di là. Cazzo, hanno fatto sti qua l'accampamento, porco cane, ti credo che dopo ci mandano via, fioi, dai. Oh, quindi vediamo se mi può andare bene l'ambaradam. Ok, per l'office sì, io direi di sì, mi va bene. Ok John, mi sei anche il paesino, quindi dove abito oggi. Ecco qua, manca il paesino e Simolais. Ah, era il campanile che svaghi i coglioni anche di notte, porca miseria. Oh, dai, speriamo bene. Qui hanno recentato l'area camper, però forse deve ancora aprire. Tariffa a pagamento, ma qua funziona, non si vede niente. No, ok, funziona. Tariffa giornaliera 15 euro, sti cazzi. Porco cane, la sbarra però è alzata, quindi non so, sì, beh, non avrebbe senso star qui, magari, certo, per andare a... Oddio, cazzo è qua? Mi sei attaccare magliette e robe? Sono un accampamento rom, perché ogni tanto vengono qua anche i rumeni. L'acqua funziona, si deve far carico e scarico. Non so la corrente, no, è chiuso con le fascette. Forse la corrente no, questo è attaccato, ma è attaccato da loro, chissà cos'è. A parte che ci sono i carabinieri qua a 15 metri, quindi è vero sì che è successo in passato che ci fossero compagnie di rumeni che hanno fatto casino, anche quello lì che era col pene fuori, che mostrava il pene davanti all'Alessia al bambino, ti ricordi? Però sì, appunto ci sono i carabinieri qua attaccati, quindi insomma io a Simolais continuo a venirci tranquillamente. Oh, uno che va dentro l'area camper. Adesso tentenne un po' perché dice qua è aperta, non è aperta. No, non te gado panei sora. Ma sì che te ga il paneo. No, non ha il pannello. Te compravi 100 euro del pannello, se tu schei che ti risparmiavi di area camper. Cioè in 10 giorni te ti ricompra il pannello manodopera compresa qua. Sì, occhio. Io adesso sono in bolla perfetto, beh qua no, perché il dietro è sempre alto di pulmine, è fatto così, il pulmine è storto, non si capisce, è un po' tipo effetto dragster. Sì, lo so, questo devo cambiarlo che devo trovare un falegname che mi faccia questo e quello uguali,
ok? Si rifiutano tutti perché dicono chissà come sono incollati sotto, cazzo spacchi tutto e dopo con una spada vabbè farò io, dai, zaccapio. E comunque non ti aspettare miracoli dalle sospensioni ad aria, certo servono a livellare ma non a chissà che livelli. Livellare ma non a chissà che livelli. Però fatta apposta. Tra i 254 mila miliardi circa di aspetti positivi dell'autunno e della primavera c'è anche il fatto che non c'è il caldo esagerato, non c'è il freddo e il vento esagerato e pertanto si vive perfettamente, non so che entra la mosca, senza gli oscuranti, guarda, e si ha un po' di visuale. Però ragazzo vedo ancora tantissimi camperisti che va via senza l'oscurante esterno, cioè io capisco che può essere scomodo da mettere tutto quanto, ce l'hanno tutti interno. Ma fidati che è follia pura andare via senza oscurante esterno, cioè prova, casomai fai un esperimento, appoggiaci dei cartoni, appoggiaci un lenzuolo, qualcosa insomma che blocchi completamente il sole come lo blocca l'oscurante esterno e vedrai una differenza pazzesca, cioè 20 gradi di differenza in piena estate, porca miseria, cioè, mi chiedo come chi fa, anche perché insomma te puoi fare anche una roba un fio artigianale, temporanea, non è che per forza un la da spendere subito l'ira di Dio per cui ho fatto apposta, che tanto abbiamo visto, non durano un cazzo. Io ho preso questi, me li sono fatti fare su misura, mi sono durati qualche mese, poi me li hanno rifatti da capo, poi sono durati di nuovo qualche mese, ho detto vabbè dai, vaffanculo, adesso cercherò dove farmeli fare coi materiali che dico io. Ciao, mi dispiace seriamente aver lasciato il telefonino in camper perché ho conosciuto un tu qua, occhio. Praticamente l'amico qua ha detto, quando c'era stato Daniele, ciao. Quando c'è stato il periodo del Covid, ha detto dai che mi trovo un bel lobby, ha preso un camper, l'ha smontato tutto e se l'ha rifatto. Posso fare vedere il bagno? Certo. Perché il bagno è troppo una figata, è bellissimo, guarda, fatto tutto, ma l'ha appena preso, cioè sta appena facendo, guarda che figata la doccia, guarda che figata, col mobiletto e tutto quanto, e ha usato sto legno, questo mi piace da matti, questo me lo prendo un po' come ispirazione, questo è veramente bello, per carità forse col grigio ci sta meglio, col mio turchese probabilmente già non sarebbe la stessa cosa, però fare questa cosina qua con l'effetto mensola, poi ovviamente in camper non puoi metterci niente sopra, però vabbè con l'effetto mensola e le graffettine e queste tende anche con un po' quell'effetto Utah, effetto anche spesso, è una cosa veramente, ti dico, a vederla dal vivo è una figata pazzesca. Io appena sono entrato mi sono innamorato di questa, quindi questa me la terrò come eventuale ispirazione, guarda che figata, come è proprio il legno del palchè, bellissima la colorazione, bellissima, bellissima anche l'accoppiata. Io dico Utah anche per il discorso colore, Utah legno scuro, tanta roba. E comunque, no, ho detto devo prendere il telefono perché mi stavo facendo vedere tutti i suoi giocattoli. Praticamente Daniele, cioè è troppo fuori, costruisce macchine fotografiche, cioè l'hobby, cioè io da ignorante sto provando a descrivere il tuo hobby è costruire macchine fotografiche, non questa. È d'epoca. Adesso non ne aveva da farmi vedere, me le ha fatte vedere in foto. E si chiamano minutere. Avevi il canale YouTube, hai detto anche, no? Sì, c'è un canale. Dimmi il nome che così la... È Daniele Sandri su YouTube. Daniele Sandri, che così andate a vedere che figata, cioè praticamente lui costruisce, ma ha spiegato e ti ho detto perché non mi dispiace aver lasciato il telefono. Sì, le minutere sono delle scatole di legno con dentro praticamente una camera oscura, i liquidi per la camera oscura e un obiettivo davanti. Detta così velocemente, si mettono su un cavalletto, si va in piazza, si fa le foto alle persone e in 5 minuti devi praticamente fare prima un negativo, poi fare la fotografia al negativo e fai il positivo e dai il positivo alla persona che se lo porta via. Erano in piazza fino agli anni 70 in Italia, lo facevano come lavoro. E adesso all'estero, nei paesi caldi, lo fanno ancora, insomma. Figata. Noi lo facciamo, io lo faccio per hobby, chiaramente, saremo una ventina in Italia a farlo. È tanto bella sta adesso, roba. in questi 3 giorni qua, non l'ho portata per problemi di peso, eccetera, però questa qua, sono andato a fare un po' di foto con la pellicola, in questo caso, è una Rolleicord degli anni 50. Gli anni 50? Eh sì, questo credo proprio sia degli anni 50. E così volevo farti il ritratto, insomma, no? E per farti il ritratto... Questo magari interessa a qualcuno, a me l'aveva raccontato un turista. È un esposimetro, sempre anche questo, credo degli anni 50, anche questo.
e funziona ancora perfettamente, non funziona con le batterie, per cui va sempre. Chi meglio di te per descrivere cos'è un esposimetro agli Prati- ignorantoni, diciamo, Praticamente come me? devo capire quanti secondi o quanti decimi di secondo, centesimi di secondo per fare la foto a te in questo caso, no? Che dobbiamo vedere se riusciamo a farlo all'interno perché c'è pochissima luce. Ma in ogni caso io devo calcolare la velocità, per cui devo sapere quanti ISO ci sono nella pellicola, e in questo caso ci sono 100 ISO, e qui devo mettere la velocità e l'apertura del diaframma. C'è una scienza dietro, ragazzi. Io praticamente so che, cioè, devo vedere, mi dà l'esposimetro con questa lancetta qua, legge la luce che arriva a te in questo momento e mi dice che io posso farti una foto a, diciamo, 4 a 3,5, perché non va oltre, sopra i 3,5 questo qui di apertura, per cui 3,5 e un sessantesimo. Che inquadro anche giusto, che storia. Allora, mi sentite parlare con un acceso entusiasmo perché le ho viste nel video, cioè dirla a parole è un conto, vedere proprio come sono fatte dentro, tutte le cose che ci stanno dietro ti affascina e soprattutto anche perché comunque sto parlando con la persona reale, quindi è una cosa un po' meno virtuale, hai capito? Cioè c'è una persona che mi sta descrivendo veramente cosa lui fa, eccetera, e quindi vedere poi quello che lui mi sta raccontando assume tutt'altro valore, tutt'altro peso. Adesso tenteremo di farti il ritratto all'interno, vediamo. Ma comunque la coppiata qua mi dice appunto 5, scusa 6. un attimo, questa è per me, perché io più o meno l'esposimetro sapevo cos'è, ma come fa a funzionare? Cioè, qui ci sono delle celle. Allora, io non sono un tecnico da questo punto di vista, ma qui ci sono delle celle e bisogna andare a guardare. Entrerà la luce da qualche parte. Certo, ci sono delle celle che non mi ricordo il materiale che usavano negli anni 50 perché non usavano la batteria. Non c'è la batteria. Adesso ho capito, ho visto, e allora mi torna tutto perché vedevo la scatolina chiusa, ho detto ma scusa un attimo, e allora sono andato in tilt. La cosa simpatica e emozionante anche è che questo puoi portarlo in giro finché funziona. Non si scarica, cioè, e questo qua a 50 anni funziona sempre, bisogna tenerlo chiuso chiaramente, no? E si può anche usare questo pezzettino qua da mettere sopra per la luce incidente, qui io posso calcolare per quella luce che arriva a te facendo così, no? Però non è che sempre... gli anni 50 è prima della nascita dell'obsolescenza programmata, quindi voglio dire, ovvio che è una cosa che adesso funziona. Sempre, non bisogna cambiare la batteria, non deve avere carica batteria. Mi ricordo quale personaggio famoso raccontava che aveva un frigo della Coca-Cola negli anni 50 che ha detto lo uso tutti i giorni, funziona perfettamente, ovvio che ogni tot devo caricargli il gas, ma il frigo funziona. Sì, magari consuma di più. Ma il frigo funziona, hai capito? Vedi, fa riflettere queste cose, per questo anche sto dando anche molto spazio a queste cose d'epoca, perché sono cose, ragazzi, che hanno 70 passa anni, già quindi raggiunto il massimo e non devi cambiare più niente dopo, no? Io non so il tuo iPhone o la tua GoPro se ti arriva a 70 anni, cioè io ci scommetterei 200 euro che non ti arriva neanche a 7 anni, hai capito? Per cui adesso noi mettiamo a 3,5. Aspetta un attimo, ritiro la scommessa che magari che se qualcuno qua GoPro da più di 7 anni mi tocca anche a dare 200 euro, annulla tutto. Qui adesso noi mettiamo l'apertura 3,5 come mi dice l'esposimetro, più o meno, e a un cinquantesimo, perché quella volta non avevano un sessantesimo, c'era un cinquantesimo, comunque con la pellicola insomma si può un pochino giostrare, no? E in pratica adesso io ti metto a fuoco con un lentino anche, ne facciamo poi 2 perché siccome la luce è veramente poca, anzi no, facciamo una. Metto fuori? No, stai qua. Facciamo entrare un po' più di luce anche se entra un po' di caldo, ma per la foto aiuta. Apriamo anche la finestra, no? No, va bene. Poi fra un anno, che quando uscirà sto video, lo girerò ai miei amici fotografi, che secondo me godranno tantissimo a vedere queste cose. Adesso ho caricato lo scatto, praticamente... Ma c'è un rullino? Sì, c'è un rullino da 12 pose. Ma è un rullino come quello delle macchine analogiche anni 80 o è diverso? Questo qui è un medio formato, per cui è un 6 cm di altezza. Cambia la forma? Sì. Ok. Il medio formato non è il 35 mm, è il doppio praticamente. Però si possono fare con questo caso qui solamente 12 pose.
come nell'Assembla si possono fare solo 12 pose, no? Poi ci sono dei riduttori eccetera, però in questo caso diciamo che è il classico 6x6, no? Per cui diciamo che qua noi siamo a posto. È vero che Io guardava, devo- anche il Caldogno ne ha una che guardi da sopra, adesso mi sì? ricordo. Ed è bella per quello. Per cui- Meno d'epoca, con ovviamente. questo metto a fuoco e questo invece fa la foto, no? In pratica. Ah. Allora, adesso carico e proviamo. Allora, Io sto fermo. sì, fermo. Questo qui è un rullino degli anni 80, per cui verrà macchiato, verrà come verrà, non è un rullino nuovo, me li hanno regalati e io li voglio usare comunque. Ho provato già, funzionano, no? Per cui spero che venga. Così anche l'effetto vintage. Ah, quello è sicuro. Benissimo, fermo così. La foto è fatta, però adesso ne faccio due perché faccio sempre due per dargli qualche possibilità alla macchina. Zio caro, mi ero messo anche messo in ferie, porca troia. C'è un corvo raduno. Buongiorno Italia, tira sul letto, fai i misteri serie buttare via la carta del geatto. Guarda che forte ragazzo, anche se ogni tanto che penso, ma tra omologare, mettere il gancio traino e il caretto e tutto, mi costa piede a moto, porca miseria. Credo che come fanno la van life gli stranieri, ma qualsiasi straniero in Italia, io da anni che lo dico, loro hanno sempre tendalini aperti, era la panei fora, e tavolini, sedie, perché sanno che da noi possono fare quello che vogliono, ma non sto parlando di gente brutta, dei rom, gente che viene a rubare eccetera, no, parlo proprio di gente normalissima, brave persone, lavoratrici, cioè turisti, insomma, ecco. Dopo complice anche il discorso che da loro ste robe non si può fare, ci sono posti tipo, non so, in Croazia non puoi far libera, hai capito, in Slovenia non puoi far libera, quindi tutti i croati che vedi da noi eccetera li vedi sempre con tendalini e tutto quanto, perché oltre a poter far libera loro pensano di poter fare qualsiasi cosa vogliono. A conferma del loro pensiero c'è anche il fatto che non c'è la pena, insomma, ecco, cioè quando uno straniero fa qualcosa qui da noi, a meno che non sia proprio una roba grave della serie che investe una persona o roba del genere, neanche lo guardano, lo schivano completamente, hai capito? Idem anche multe del parcheggio eccetera, perché giustamente un poliziotto intelligente dice tanto non arriva, se arriva non la paga, se non la paga non succede niente, quindi cosa stai qua a sprecare carta che inquina, Dio caro. Ah, non ricordo se l'ho detto. Allora, da quel che ho capito, le sbarre dell'area camper di giorno sono aperte, di sera chiudono, non so che ora chiudono. Quindi, se hai bisogno di fare il carico e scarico, puoi andarci tranquillamente. Potresti dare anche una caricatina alla corrente, però ripeto, non so poi a che ora chiudono le sbarre, quello è il problema. Bon, oggi go lavora come un negro, anzi no, go lavora come un veneto, dimmi che se razzismo te tiro dopo papine. Pertanto faccio una pausa puntina, faccio puntina de Fagagna sul sito e basta, dopo arrivo agli amici, facciamo una grigliata, questo è il mio venerdì, e poi lei anche il tuo, te lavori come un veneto e dopo te fa giornata con gli amici. Ovviamente sta mia roba come tutta va presa con le pinze, in quanto conosco 3 persone di colore che lavorano, addirittura sono anche in regola, ma quello è un altro discorso, ma lavorano, cioè che non fanno il lavoro dello spacciatore, perché quei pochi che lavorano fanno gli spacciatori. Questo purtroppo ragazzi è la realtà soprattutto vista da chi vive in un paese turistico dove o si ruba o si spaccia al massimo, cioè quello che fa meno danni è quello che spaccia, perché insomma alla fine è un commerciante, cioè come la gente vende i tabacchi, gli alcolici o le merendine, hai capito? E loro vendono la droga, cioè non obbligano nessuno a comprarla. Ok, poi per carità alimentano il mercato della mafia, tutto quello che ci va dietro, ok, ma se vogliamo guardare un po' ottusamente la cosa, loro non stanno facendo nulla di male, propongono una merce. Vabbè, sarò qua perché sennò mi veniva da dire anche a peccato che i spazzatori se pochi e quei che rubano se tanti. Ma quindi se tutti vendono droga, si è risolto tutti i problemi. Chi vuole comprare la droga la compra e nessuno viene dentro casa a piantarti i coltelli o a darti mazzate come è già successo, o a rubarti l'auto, a rubarti il camper. Sarebbe un mondo migliore. Cioè, mi sono contro la droga, ma per me stesso. Ma se si drogano gli altri a me va benissimo, basta che mi corri in giro per le strade, ma fuori dall'auto per me gli altri possono benissimo drogarsi, quindi sono favorevole sotto un certo ottuso
limitato punto di vista agli spazzatori piuttosto che a altri tipi di delinquenti. Però è un discorso troppo complesso, non posso chiudertelo così in un paio di proposizioni, quindi stop. Lì Pelussi. No, ma è interessante sta roba da dire, perché praticamente Francesco mi ha detto che l'ha mangiata Dio e mi non sapevo che fai anche la mangiata. Chiudete gli occhi che devo far vedere un cadavere un attimo. Per chi invece non dà fastidio, a chi invece non dà fastidio sta roba, devo capire, metti a fuoco il telefono. Ecco qua, cioè cos'è? Non è un topo, non so se è un toporatto, un toporagno, non un toporatto, un toporagno, una talpina, no, sembra più un toporagno. Ah, fioi. Se qualcuno mi spiega sta roba, perché non la mia capire, sapevo? Questa roba strana che non si capisce, questo lì è un forno, cos'è una specie di mulino, non si capisce se è tipo un campo scuola o robe del genere. Ma sì dai, forse un giorno quando avrò soldi da buttare, cioè adesso ne ho ma non da buttare, mi piace tenerli lì in banca. E quando avrò soldi da buttare pensavo di farmi un garage identico a questo, cioè avevo tutto in roccia, in legno eccetera, per riparare il camper dalla grandine o comunque per farmi il mio deposito di roba, eventualmente magari se sono vecchio metto anche l'acqua, hai capito? Eventualmente no, la corrente magari no, però l'acqua, non so, mi ispirerebbe una roba così. Dopo magari verrò a scoprire che costerà tipo 50.000 euro e allora dirò ma vai in figa, Dio caro, me c'ha grandine piuttosto con niente mi rifaccio i panei. No, niente proprio no, però tieni conto che più o meno un pannello di qualità costa 1 euro a watt, ovvio che non è una formula matematica da seguire, però più o meno un pannello da 100 watt costa 100 euro, uno da 200 più o meno. Vedi perché mi attrae tanto. Questa in fondo era la casetta dei miei sogni che io tanto desideravo, una casa di 4 metri per 5 o al massimo 5 metri per 6 in pietra e legno, stile baitina di montagna, e dopo dentro vabbè tutto moderno nel senso non come arredamento ma con tutto il computer e tutte le sue cosine varie. E poi sempre nei miei sogni c'era il parcheggio che era completamente sotterraneo, il parcheggio per l'auto, tipo una Batcaverna. Guarda qua, in figa anche all'estate, guarda che bello, boh, che bel freddo, guarda, sto attento, guarda, attento, aspetta, fermo là, sta un attimo, attento, guarda, felpon, guarda, braghe lunghe, te nieve all'estate, te nieve, quelle zanzare, il caldo, un petais, l'umido che non si respira, Dio caro, mamma mia, fiori di serie, i temporali estivi in montagna, quanto che mi piace queste robe, quanto che godo, io godo come un deficiente a vedere queste robe, l'importante è sempre che non grandini. Scendi che va, scendi come che viene, scendi, arranca qua dall'oblò panoramico, no? Te niente, solo tu vedi le nuvole, cioè, te sera, solo tu vedi, qua così, basta, sa buio pesto, non te vedi più niente, basta, da via tutto. Qua gli oscuranti vedremo adesso si tiene, a Marilena adesso mi farà quei novi, quando troviamo un telo grigio, perché abbiamo trovato quello serio, ma verde, ho detto insomma, preferisco temporeggiare e aspettare di trovare quello grigio, il camper è tutto grigio e facciamo grigio, no? Difatti è partito l'oscurante del cazzo, io purtroppo non dico la marca, però quelli che vedo di persona glielo sconsiglio sempre come la morte, sono degli oscuranti estremamente inutili, costosi. Madonna, sti che roba, si sposta veramente il camper prima, boia. Oh, una bella pizzata e un bel documentario, mi sto guardando il Nova Leccio, il documentario sui troll, molto interessante, rispecchia molto, riprende molto i libri che sto leggendo in questo periodo.